Sviluppata in oltre 2 anni di lavoro arriva MaaS FVG, l'acronimo sta per Mobility as a Service, più che un'app è un ecosistema digitale che integra differenti operatori e modalità di trasporto, consentendo di pianificare e acquistare viaggi e spostamenti sul territorio regionale in pochi clic e dalla tariffa più conveniente. La necessità deriva proprio dal grande afflusso turistico che si sta verificando sempre di più ogni anno e dalla possibilità anche dei cittadini di scoprire come spostarsi col bike sharing, col treno, con l'autobus e anche utilizzando i parcheggi e l'intermodalità che viene garantita dalla piattaforma del Friuli Venezia Giulia. Il progetto è stato promosso dalla Regione, finanziamento 1.700.000 euro nell'ambito di Go 2025. Lo si può considerare un'iniziativa di riferimento a livello nazionale, dove realtà consimili si stanno già sviluppando in un contesto fra l'altro finanziato dal PNRR. Da fine aprile dunque, attraverso MaaS e FVG, si potranno acquistare biglietti per i servizi urbani, extraurbani e marittimi di TPL e FVG, per tutti i servizi regionali di Trenitalia in Friuli Venezia Giulia, per i servizi internazionali gestiti da Apiti Gorizia e lanciati in occasione della Capitale Europea della Cultura, si potranno pagare i ticket per i parcheggi del Trieste Airport, nonché i biglietti per i bike sharing di Trieste e Gorizia. In futuro l'app integrerà anche i taxi, i parcheggi e i servizi di altri operatori pubblici o privati. MaaS FVG sarà una leva strategica per il territorio, renderà più semplice l'accesso alle soluzioni di mobilità, favorendo scelte di trasporto più sostenibili attraverso servizi post pagati e l'applicazione automatica della tariffa più conveniente. È una piattaforma così potente per cui puoi anche immaginare che un giorno, se tu da Trieste decidi di andare ad esempio al Cinema Visionario di Udine, puoi sia pianificare il viaggio che comprare anche il biglietto del cinema. Non in questo momento, questi sono gli sviluppi che verranno in futuro.